Cari telespettatori, eccoci insieme, ben ritornati nel nostro spazio, ben ritornato Franco Piacentini, presidente regionale dell'Auser Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Parliamo di Auser, delle attività che vengono intraprese, riguardano tantissime persone, soprattutto gli anziani naturalmente, che hanno voglia di essere impegnati. A fare cosa? Lo ribadiremo con i nostri ospiti. L'altro ospite che abbiamo il piacere di avere qui in studio è Ivo Beccegato, socio Auser dell'Alta Padovana, ma non solo, adesso ci racconterà perché non solo. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Grazie. Allora, molteplici le attività che voi svolgete, veramente ne fate tantissime, oltre che all'Università della Terza Età, poi il supporto agli anziani, trasporto, insomma dopo magari metteremo anche in sovrimpressione i vari numeri di riferimento, perché siete di aiuto al territorio in modo molto importante e strategico, anche proprio per il tempo libero, il che non è una cosa di poco conto. Tra queste varie attività avete pensato anche a che cosa? Sì, infatti noi siamo conosciuti soprattutto per le cose che lei ricordava, per questa attività di aiuto alle persone, che poi per noi significa sussidiarietà, solidarietà, e ascolto dei bisogni e ovviamente risposte a queste domande di aiuto. Però l'Auser, attraverso appunto i suoi circoli e le sue strutture di promozione sociale, dedica gran parte anche del proprio tempo, o meglio gran parte del tempo dei volontari che mettono a disposizione, alle attività culturali, alle attività della conoscenza, alle attività dell'apprendimento permanente. Ecco che sorgono le università popolari, ecco che si sviluppano i circoli culturali e questa attenzione rivolta alla valorizzazione dell'ambiente, la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, attraverso questo percorso di volontariato civico in un rapporto di collaborazione anche con gli enti locali. Quindi quando apriamo annualmente i nostri anni accademici cerchiamo sempre di aprirli attraverso un incontro con scrittori, con giornalisti, con persone della cultura del Veneto. Il 29 di settembre abbiamo aperto l'anno accademico 2016-2017 con un incontro con il scrittore e giornalista Francesco Iori, che ha presentato il suo libro I 500 anni del ghetto di Venezia. Quindi siamo praticamente nell'anno 2016, sono trascorsi 500 anni e abbiamo ritenuto opportuno dare questo avvio alla nostra attività universitaria, appunto per l'età libera, presentando questo libro perché è un pezzo di storia molto significativa della nostra realtà veneta, ma dico a livello proprio mondiale, parlando di ghetto. Quindi oggi, con la disponibilità del nostro socio Ivo Beccegato, vorremmo che i nostri amiche, i nostri amici telespettatori avessero l'opportunità di conoscere questo lavoro, questo sforzo che lui ha fatto negli anni, sempre in stretto raccordo con l'Auser, con il supporto anche di tanti volontari dell'Auser, di questa, secondo me, meravigliosa opportunità che è appunto lo Stiglia, poi lui la preciserà meglio. Anche questa attività fa parte di questa particolarità dell'Auser sul versante culturale, tempo libero e ovviamente opportunità di conoscenza e di apprendimento, sempre però con l'attenzione di un rapporto intergenerazionale. Quindi è vero, come diceva lei, che noi abbiamo questa attenzione soprattutto verso gli anziani, perché gli anziani sono soggetti più esposti all'isolamento, all'abbandono, alle sofferenze, alle crisi anche psicologiche, perché quando si entra in una determinata età ci sono anche queste, però teniamo conto anche che ci sono figli, nipoti e le nuove generazioni, quindi in un rapporto intergenerazionale, quindi anche questa è un'opportunità che, se sviluppata, che se conosciuta, se ovviamente anche apprezzata, può dare questa opportunità di incontro tra giovani e anziani, o meglio gli anziani che trasmettono conoscenze ai giovani, in questo rapporto io dico armonioso fra due generazioni che si incontrano e fanno praticamente questo percorso insieme, si accompagnano in maniera reciproca. Allora, prima di entrare poi nel merito specifico, ma tempo ne avremo, riprendiamo un po' il discorso, perché anche la volta scorsa che lei è venuta in trasmissione ha accennato alle varie attività dell'Auser, sono pervenute delle mail che ci hanno chiesto degli ragguagli ulteriori, quindi come poter accedere a certe attività, quali attività, che cosa ci sarà per la nuova stagione, perché magari con l'estate comunque c'è una pausa strategica, che cosa si presenta nei vari territori, e quindi andiamo nello specifico, che cosa state facendo? Sì, allora intanto è molto semplice entrare dentro all'Auser come in altre associazioni di volontariato, nel senso che una persona mette a disposizione il suo tempo.
lo mette a disposizione, diciamo così, a favore degli altri. Quando dico gli altri, le persone in difficoltà, le persone che ne hanno bisogno. Quindi è sufficiente entrare, iscriversi a questa associazione. L'iscrizione serve anche per le coperture assicurative, per dare garanzia appunto al volontario che si impegna ad avere una copertura assicurativa. Il volontario che fa attività ha il diritto ai rimborsi spese, perché ovviamente non è che possiamo caricare a lui i costi dell'attività, e opera in questo contesto appunto di sussidiarietà, in un aiuto alle persone. Quindi se una persona per esempio guida un mezzo, ha la patente, può fare il trasporto protetto. Se una persona ha una particolare sensibilità verso persone con demenza senile iniziale o con Alzheimer, può partecipare ai progetti della Regione, ai quali partecipa anche l'AUSA nella loro attuazione, i famosi progetti sollievo, che vuol dire aiutare le famiglie ma dare anche un contributo a queste persone che hanno bisogno di socializzare assieme ad altre persone. Se c'è bisogno di aiutare per esempio famiglie in difficoltà, ci sono i servizi a domicilio, che vuol dire i pasti a domicilio, la spesa a domicilio, i farmaci a domicilio, e poi c'è tutta questa attività che invece comporta l'apprendimento permanente, quindi diciamo, la curiosità di conoscere. Quindi possono partecipare ai corsi che facciamo anche di apprendimento all'uso del computer, la conoscenza delle lingue, la conoscenza della storia, la conoscenza dell'ambiente, come in questo caso dell'Ostiglia. Quindi ci sono 1000 possibilità. Però per entrare all'AUSA, come ripeto in altre associazioni, è molto semplice, basta recarsi in una sede e dare la propria disponibilità, e quindi troverà accoglienza, troverà ovviamente anche un sorriso che lo invita a operare per il bene degli altri. Attività culturali quali sono? Abbiamo l'Università Popolare, che significa che annualmente ci sono i famosi anni accademici con una serie di lezioni fatte da esperti, fatte da docenti, che vanno appunto dalla conoscenza delle lingue, l'apprendimento anche diciamo, al primo livello delle lingue, c'è la conoscenza della storia, ci sono anche corsi di pittura, ci sono corsi diciamo, anche di sartoria, che vuol dire costruire, realizzare anche diciamo, dei prodotti che poi vengono utilizzati per la raccolta fondi. Dicevamo appunto in qualche puntata fa che in Veneto si sta caratterizzando per la realizzazione della bambolina Nina, che sostanzialmente è una bambolina più o meno come le pigotte più conosciute, che sono appunto quelle che vengono utilizzate dall'Unicef. Ecco. Certo. Perché queste realizzazioni? Perché il volontariato vive attraverso diciamo, le sottoscrizioni. Allora le raccolte fondi sono permesse anche dalle leggi di questo Paese, le raccolte fondi sono finalizzate a dei progetti di solidarietà, di aiuto alle persone, oppure sono utilizzati per acquistare per esempio i mezzi di trasporto attrezzati per trasportare persone con handicap, e quindi si utilizzano appunto queste risorse. Quindi ci sono 1000 possibilità di apprendere, non dimenticando che l'AUSA, in collaborazione con i comuni, gestisce anche diciamo, alcuni appezzamenti che sono i famosi orti sociali, in cui gli anziani possono coltivare appunto questi orti che sono messi a disposizione dai comuni per proprie necessità, ma anche per fare donazione di prodotti a persone che ne hanno bisogno. Quindi sostanzialmente sia per essere attivi nell'AUSA, quindi fare qualche cosa, impegnarsi in qualche attività, chi ha ancora voglia di farlo eccetera, dare aiuto agli altri, quindi sentirsi utili ancora, sia anche per ricevere in un certo qual modo aiuto, supporto, idee su cosa fare. Chiaro. Quindi un po' un focolaio di tante idee. Per questo che abbiamo un numero verde, un nostro numero verde, in cui le persone possono chiamare non solo per chiedere aiuto perché se hanno bisogno. Che era il filo d'argento. Che è il filo d'argento, abbiamo un numero appunto che come si può vedere adesso. 899 59 88. Ma attraverso questo numero per esempio poi gli danno anche altri numeri di telefono che sono le nostre sedi, i nostri punti di riferimento. Ecco, quindi allora questa è un'ottima idea. Facendo il numero verde poi si possono chiedere le sedi provinciali. Le sedi provinciali o dei circoli, allora poi lì diventa il telefono cosiddetto, la telefonata cosiddetta amica, perché una persona può anche dialogare, parlare con l'altra persona che è all'altro cavo del telefono, e di conseguenza si mantiene un rapporto dialettico fra la persona che magari è sola a casa e il volontario o la volontaria che sono disponibili ad ascoltare e dare anche qualche consiglio. Supporto. Quali sono le attività che farete quest'anno? Quest'anno noi siamo fortemente impegnati nella nostra scadenza quadriennale congressuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che apriamo un confronto anche abbastanza impegnativo
su dei documenti che sono stati definiti a livello nazionale, però dovremmo fare uno sforzo per fare un consuntivo dell'attività che abbiamo svolto nei 4 anni precedenti, perché i nostri congressi appunto hanno una scadenza quadriennale, quindi è un impegno non indifferente che vedrà coinvolta l'insieme dell'organizzazione, che vuol dire i nostri circoli. Noi abbiamo oltre 250 circoli in Veneto, abbiamo 7 strutture provinciali, abbiamo un regionale, ecco, che ovviamente sono sia strutture di volontariato che di promozione sociale, e quindi andremo a coinvolgere i nostri circa 45.000 iscritti del Veneto. Poi è chiaro che la partecipazione è libera, quindi non è che ci sia una forzatura o un obbligo, però noi tenteremo comunque di fare il massimo sforzo per coinvolgere il maggior numero di nostri iscritti affinché conoscano, ecco, diciamo, le proposte, le idee dell'Auser, soprattutto rispetto a cosa? Rispetto all'appuntamento che attendiamo dal governo, non soltanto noi, che è quella, diciamo, dell'attuazione della riforma del terzo settore. La riforma del terzo settore che in questo momento, diciamo così, è dentro nelle stanze del governo, perché il governo adesso ha il compito appunto di legiferare specificatamente delega per delega, e di conseguenza quando arriveranno all'articolo 5 che riguarda il volontariato dovremo capire come andrà a legiferare, o meglio come darà strumenti, quali e quanti strumenti darà per realizzare un volontariato, diciamo, meno ingabbiato nella burocrazia, perché purtroppo anche il volontariato subisce la burocrazia, soprattutto quando parliamo, ecco, di bilanci del volontariato, quando parliamo di convenzioni, quando parliamo di sussidiarietà, e in quel percorso, diciamo, legislativo noi abbiamo chiesto appunto semplificazione e riconoscimento dell'attività che svolgono i volontari, che oggi non c'è un riconoscimento. Cosa vuol dire riconoscimento? Vuol dire riconoscimento, vuol dire dare un valore a quell'attività, e il riconoscimento vuol dire anche evitare, insomma, ecco, che un volontario abbia delle perdite, perché mette a disposizione tempo, il suo mezzo, quindi c'è tutta la necessità, ecco, di rivedere anche come si fanno i rimborsi spese ai nostri volontari, perché altrimenti corriamo veramente il pericolo che le persone non diano questa disponibilità, perché si trovano in difficoltà di gestire anche questa parte cosiddetta, tra virgolette, amministrativa. Non è pensabile che un anziano che ha un reddito da pensione di 700-800 euro debba mettere anche dei propri soldi per fare attività di volontariato. Quindi il riconoscimento vuol dire questo, vuol dire che vi siano, diciamo, delle opportunità o degli strumenti o delle condizioni affinché il volontariato possa avere, diciamo, la garanzia di avere i propri rimborsi spese e il riconoscimento delle attività con dei corrispettivi alla luce del sole. Cosa voglio dire alla luce del sole? Noi vogliamo che vi siano i controlli da parte degli organi preposti, quindi da parte della Regione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per verificare, ecco, se le nostre contabilità, le nostre attività sono conformi alle leggi, ma non vogliamo certamente essere costantemente sotto pressione perché magari manca uno scontrino del caffè o lo scontrino del cappuccino, insomma, questo, perché purtroppo oggi succede questo, noi dovremmo conservare per 10 anni anche lo scontrino del caffè, se lo rimborso volontario, siamo a un'assurdità che non regge nel tempo. Quindi per quello che c'è anche una difficoltà di trovare volontari che diano una continuità rispetto alla loro disponibilità, perché ci sono i volontari quando succedono i disastri ambientali, no? Ma sono i volontari che si impegnano per quel giorno, poi ci sono le strutture organizzate come la protezione civile, certo. Ma se noi chiediamo a un volontario di partecipare alla vita sociale quotidianamente, con il trasporto sociale, con i progetti che ricordavo prima, sollievo o stacco, con le eccedenze alimentari, che sono poi progetti fatti dalla Regione, se lo ingabbi in questa burocrazia, questo giustamente rifiuta, allora fa del volontario, fa del volontariato come ritiene più opportuno lui, quindi diciamo così casualmente o quando c'è l'urgenza, ma non lo fa con una programmazione attraverso un percorso associativo assieme agli altri. Quindi quello che noi chiediamo al governo è da tempo che ci sia questa semplificazione per permettere appunto ai volontari di operare in tranquillità e in serenità, altrimenti non avremmo ricambio anche generazionale, perché ovviamente le persone si troverebbero in difficoltà, perché non tutti sanno che il volontariato purtroppo è soggetto quasi più di un'impresa a controlli su questo versante qui, diciamo così, dei bilanci, ecco, delle singole strutture, poi che sono bilanci di qualche migliaio di euro, non stiamo parlando di milioni di euro.
però formalmente le leggi prevedono questi controlli, queste verifiche che, ripeto, creano ansia, creano difficoltà e creano anche rifiuto per svolgere questa attività nell'ambito di un percorso, diciamo, organizzato, associativo, come nel caso dell'Auser. Comunque i punti li avete fissati, li avete concordati, perché poi sempre quando le cose passano attraverso un'eccessiva normazione abbiamo coinvolto anche parecchi parlamentari, il governo sa bene queste cose qui, non perché sono dette solo dall'Auser, perché sono dette dall'insieme delle associazioni, non a caso c'è appunto il forum del terzo settore a livello nazionale che segue direttamente i rapporti con il governo, e queste cose che io schematicamente ho presentato oggi sono da tempo all'attenzione del governo. Noi auspichiamo, ecco, quando il governo andrà a definire quella delega, quella particolare delega, abbia questa, chiamiamola, sensibilità, questa disponibilità a togliere lacci e lacciuoli, perché altrimenti il volontariato organizzato come il nostro sarebbe ingabbiato e non avremo dalla disponibilità delle persone a operare appunto nella sussidiarietà e nell'aiuto verso altre persone in difficoltà. Intanto adesso dovete aspettare il post. Sì, adesso noi auspichiamo che entro fine anno, insomma, massimo i primi giorni del 2017, sempre che il governo rimanga ovviamente in carica ancora per un po' di tempo, dovremo avere appunto questo provvedimento legislativo specifico, allora capiremo veramente se il governo, diciamo, ha ascoltato. Ma sono anni che stiamo aspettando questo provvedimento, se non sbaglio. Sono più di 10 anni sinceramente che diciamo, insistiamo con i vari esecutivi politici di ma anche questo con paese. Questo governo qua ne avete fatto. Anche con questo governo qui, ma diciamo che in scala ridotta la burocrazia purtroppo regna dentro anche i palazzi della Regione Veneto. Perché la Regione Veneto ha legiferato in materia a livello regionale e purtroppo riscontriamo anche lì, diciamo, delle sacche di burocrazia che molto spesso ci creano delle difficoltà. Quindi l'invito per noi non è l'invito solo rivolto al governo, l'invito è rivolto anche alla Regione di cambiare le leggi, che sono anche leggi che hanno quasi 20 anni di vita, per semplificare, diciamo, la vita del volontariato. Ovviamente anche ai comuni chiediamo un'attenzione di evitare in maniera molto precisa, molto categorica, di confondere, diciamo, la sussidiarietà, che vuol dire qualcosa in più che fa il volontariato, con i loro compiti istituzionali, che vuol dire che noi non possiamo sostituire lavoratori o non possiamo sostituire attività, diciamo, istituzionali, ma noi siamo un qualcosa in più, cioè un aiuto in più, ma che non è sostitutivo né di lavoro né di responsabilità e né ovviamente di compiti istituzionali che spettano invece agli enti locali. Infatti, anche se diciamo che svolgete un ruolo importantissimo per il territorio, perché senza i volontari ci sarebbe un sistema zoppo, cioè si approfitta molto del fatto che il volontariato qui esiste, che è organizzato soprattutto appunto nel nord Italia, nord-est Italia, da altre parti non è così o comunque deficitario sotto altri profili, e di conseguenza molto avviene proprio in virtù dei volontari. No? Quindi... Basti guardare adesso che è iniziato l'anno scolastico, i nonni vigile sono presenti in quasi tutti i plessi scolastici proprio per accompagnare i bambini a attraversare, gli alunni scolari, insomma, ad attraversare la strada, e quello sarebbe un compito istituzionale, perché la garanzia della tutela della persona aspetta per legge, insomma, ecco, diciamo, all'ente locale, però siccome che l'ente locale non può avere, diciamo, una squadra di vigili urbani impegnata tutto il giorno, allora giustamente chiede l'aiuto al volontariato, ecco. Però anche lì per esempio ci sono lacci e lacciuoli che creano difficoltà, quindi ecco, per dare serenità anche ai nonni vigili che fanno questa attività, togliamo questa burocrazia, insomma, rendiamo più semplice e più snella la vita dei nostri volontari. Assolutamente. Allora, chiarito questo capitolo, poi rimetteremo anche successivamente i cartelli con i numeri telefonici che possono essere utili per rivolgersi all'Auser, per sapere quali sono le sedi provinciali, per avere anche un colloquio, un dialogo, un aiuto, un supporto, per darsi da fare in qualche modo, che è sempre importantissimo perché è un impegno che tiene vivi. Andiamo però qualche secondo in pubblicità e poi ritorniamo insieme e parliamo della Ostiglia, di questo tragitto che fa bene alla salute, che è bello, che è piacevole, interessantissimo, che si può fare anche a piedi secondo me, oltre che in bicicletta, e va bene per tutti, grandi, intergenerazionale, quindi tra poco.